Avete mai sentito la frase risottare la pasta? Sì, sono capaci tutti di risottarla normalmente. Noi oggi faremo una cosa davvero molto particolare. La risotteremo con del vino, in questo caso con un ottimo Pinot Nero Collis, e nella cucina in cantina, e in questo caso la cantina veneta, oggi impareremo davvero profumi diversi. La ricetta di oggi è davvero molto facile. Pochissimi ingredienti di qualità e avremo il modo di condividere con i nostri amici, i nostri commensali, un piatto di pasta completamente diverso. Si parte con il guanciale, mi raccomando, di buona qualità, che va reso croccante. Il grasso rilasciato sarà molto profumato, aggiungeremo lo scalogno e infine il pinot, in modo tale da poter giocare sugli stessi, diciamo così, sulle stesse esperienze aromatiche, in modo tale da ottenere una salsa molto profumata. Con questa salsa risotteremo letteralmente gli spaghetti, quelli che nel frattempo avremo messo a cuocere. Ecco fatto, gli spaghetti risottati sono stati risottati. A questo punto impiattare. Come terminiamo il piatto? Con un po' del guanciale che avevamo lasciato da parte dalla lavorazione di prima e naturalmente con qualche fogliolina di timo fresco, così a ricordare i sentori di un vino meraviglioso che ci ha fatto cucinare un piatto fantastico. E buon appetito!